Uno dei simboli di Vicenza, apice della geniale creatività di Andrea Palladio, il primo teatro coperto della storia, inaugurato nel 1585, il Teatro Olimpico, si candida a diventare monumento nazionale. La proposta è di Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenza e già promotore della candidatura della Basilica Palladiana, monumento nazionale dal 2014, dopo un percorso durato 3 anni. A sostenere la proposta, approdata a Roma, il disegno di legge con primo firmatario il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Su suggerimento del mio grande amico Vladimiro Riva, ho presentato al Senato un disegno di legge per far dichiarare il Teatro Olimpico monumento nazionale. Dopo la Basilica Palladiana sarebbe davvero un fiore all'occhiello della città avere un secondo monumento nazionale. Parte così l'iter, appoggiato dai parlamentari vicentini di diverso colore politico. Il deputato veneto di Fratelli d'Italia Silvio Giovine ha depositato parallelamente alla Camera un altro disegno di legge per rendere monumento nazionale il Teatro Olimpico di Vicenza. L'obiettivo uno solo: riconoscere il valore di un'opera architettonica ammirata in tutto il mondo. Il disegno di legge passa ora all'esame della Commissione Cultura. L'iter al Senato potrebbe ragionevolmente concludersi entro l'anno. Poi passerà all'altro ramo del Parlamento e se ne dovranno ovviamente occupare i colleghi deputati. Ora c'è bisogno del sostegno convinto di tutta la provincia per conseguire questo ambizioso traguardo. Ad appoggiare la candidatura anche il sindaco Giacomo Possamai. Appoggiamo con forza e con determinazione la proposta di legge che arriva dai parlamentari vicentini trasversalmente di tutte le forze politiche, perché siamo convinti che il Teatro Olimpico meriti questo riconoscimento. È il teatro coperto più antico al mondo e quindi sarebbe un ulteriore messaggio importante per la città, per la sua promozione turistica, per la sua storia, per la sua cultura.